queste ideologie folli che mi pervadono la mente. Abbiamo già una dozzina di libri che voi potete trovare sul nostro sito internet, gli-antichi-editori.it. Questi libri sono, come dice il nostro motto, deliziosi e stravaganti, oppure stravaganti e deliziosi. All'inizio volevamo chiamarli anche inutili, ma poi abbiamo pensato che anche se suona bene, deliziosi, stravaganti e inutili, poi non se li compra nessuno, perché nessuno vuole qualcosa che si chiama veramente inutili. E potete trovare appunto, se prendete quel piccolo album che vi ho dato in mano, facciamo una rapida scorsa. Ci sono dei libri che sono delle riedizioni dei nostri classici già pubblicati su carta, ma poi esauriti perché non abbiamo più avuto la possibilità di stamparli di nuovo, come per esempio la bellissima rassegna di Hollywood di fotografie di Gianfranco Tagliapietra illustrate da testi vari sulla mostra del cinema di Venezia nei momenti migliori, cioè degli anni 50-60. Poi abbiamo la riedizione di testi introvabili e antichi del Cinquecento, La tariffa delle puttane di Venezia e il catalogo delle cortigiane, che sono delle operine diciamo da sfondo pubblicitario, denigratorio, satirico, divertente, che nel Cinquecento avevano un grande giro e che nel corso dei secoli sono scomparse, ma si possono ancora trovare, e noi abbiamo pensato giustamente di ripubblicarle in forma elettronica, così chi vuole dilettarsi e immaginare com'era la vita delle cortigiane e dei loro clienti e il tariffario dell'epoca può farlo. C'è un'utilissima guida pratica per chi va in galera che può servire in questi momenti a tantissimi, potenti e anche impotenti, e quindi che consigliamo, di Enzo Rossirois, un autore patafisico, come lui ama definirsi, che appunto per la sua esperienza di vita, condannato a qualche mese di galera per vituperio della religione cattolica, era giovane a quell'epoca, condusse questi 6 mesi e imparò moltissime cose che poi ha trascritto in questa indimenticabile e praticissima guida. Abbiamo poi delle avventure deliranti, qui siamo come dire al non plus ultra del delirio, le tavole sinottiche sia del Casso che della Mona sono, chi si ricorda, le nostre attività da compagnia di calza, un delirio totale, un'invenzione dell'esistenza di questi strumenti scientifici per la conoscenza della psiche dell'uomo e della donna attraverso la loro parte più importante, che sono i genitali. Sono 30 per ogni sesso e per ogni libro, che voi potete immaginare su voi stessi o sul vostro partner o su qualche amico. E ci sono altre opere, diciamo, di poeti anche, perché c'è Paolo Fiorindo, grande poeta dello profondo nord, che dal suo esilio volontario a Torre di Mosto pubblica poesie e avventure della sua vita derelitta, e direi che per questo c'è un altro libro di Roberto, e poi ci sono anche le nuove uscite, che questo siano le cose più interessanti, perché noi guardiamo sempre a quello che dobbiamo ancora fare più che quello che abbiamo fatto. Vi consiglierei così senza meno immediatamente Le avventure segrete del barone di Münchhausen di Renzo Oliva, un italiano che vive a Filadelfia negli Stati Uniti e che asserisce di aver trovato, mentre lavorava all'ambasciata lituana, un ragazzo che gli ha offerto un manoscritto attribuito, secondo quanto pare, proprio al barone di Münchhausen. Sono delle avventure che mancano dalle solite avventure che noi tutti conosciamo e sono così deliziose, coinvolgono anche la macchina del tempo, che era impossibile non metterle tra i libri stravaganti e deliziosi degli antichi editori. La storia del calcio a Venezia, che noi pubblicammo in occasione del centenario, la stiamo rieditando, aggiornata ai giorni nostri. E poi di un poeta meraviglioso, un uomo che ha dato tantissimo al giornalismo locale, il grandissimo Enzo Bordin, che anche so che è qui presente. Pubblicheremo tra poco una sua silloge di poesie maschissime e molto belle. Concludo con questa rapida carrellata delirante.
con Il piacere delle carni, che non è, come voi tutti potete immaginare, un libro erotico, ma è la storia della macelleria veneziana nel Novecento, dalla bocca di un uomo che ha fatto, come dire, della macelleria un esercizio di altissima oreficeria, il signor Giovanni Matteucci, che è qui presente, che si racconta l'evoluzione di una città attraverso una componente che è quella del commercio, del taglio delle carni, che nessuno ci pensa, ma a noi ci piace pensarci. E poi, siccome non siamo, perché il mezzo, la rete ti permette di rivolgerti non soltanto a quelli che parlano la tua lingua o il tuo dialetto, ma parlano anche altre lingue, di una cosa di cui sono particolarmente fiero e orgoglioso sarà un'edizione prossima, Il fiore della cucina veneziana, che non è solo un libro di cucina veneziana, che ce ne sono tantissimi e molti sono bruttissimi, ma è un libro fatto sull'esperienza in corpore vili, cioè il mio, di 30 anni di compagnia di calza, di feste pubbliche e private, ricette vere veneziane, casalinghe, fatte dal popolo veneziano, e avrà una quadruplice edizione sia in italiano, in giapponese, in portoghese e in inglese per ora, ma non fatta come una mera traduzione dall'italiano in un'altra lingua, bensì una trasposizione fatta sulla base dell'esperienza anche dei traduttori, che ci avvaliamo di traduttrici soprattutto, che hanno una grandissima esperienza culinaria e che fanno parte in qualche modo, soprattutto per esempio come Giurubeva Bonfili della compagnia di calza. Ecco, diciamo, è un intento. 25 famiglie veneziane sono una compagnia di calza agli antichi, e alcuni di queste 25 ce ne sono alcuni che lavorano molti di più degli altri, ma lo scopo è quello appunto di mantenere la tradizione veneziana, portarla avanti con la trasgressione veneziana e farci conoscere il più possibile in tutto il mondo. Basta, concludo.